Si contendono l'uso del campo da basket a suon di botte, 16enne riporta una frattura del naso, 7 minorenni individuati e indagati per rissa e porto illegale di armi a Padova avevano tirapugni e spray urticante. La tragedia di Pagnano d'Asolo, dopo 2 giorni di agonia all'ospedale di Treviso non ce l'ha fatta Timothy Dal Bello, 16 anni, travolto dall'auto condotta da Angelo Fantato, 92 anni. Individuato dai carabinieri di Santo Stefano di Cadore il presunto autore del danneggiamento al Velox lungo la strada della strage di Luglia, un ragazzo del posto. Violenze e maltrattamenti sugli anziani nella casa di riposo di San Donà, condanne inferiori alle richieste della procura, la rabbia di famiglia e azienda sanitaria, serviva più coraggio. A Castelfranco, giovane nordafricana condotta in una struttura protetta dalla polizia locale dopo essere stata aggredita dal marito, i 3 figli prelevati a scuola e ricongiunti alla madre. Olimpiadi, caos alla vigilia della decisione del CIO sulla sede della gara di bob, slittino e skeleton. Oggi l'attesa seduta della Fondazione Milano Cortina non ha dissipato i dubbi. La maestosità del Teatro Olimpico di Vicenza rivive nel progetto di un 47enne cittadellese che si è cimentato nell'impresa di riprodurre l'opera di Palladio con 80.000 mattoncini Lego. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale nei nostri notiziari. Dunque questi titoli li avete sentiti, ma in primo piano però il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera e che riguarda la provincia di Treviso e la proposta dell'amministrazione comunale di realizzare un tram elettrico in città. Dunque Partito Democratico sarebbe favorevole, noi vogliamo chiederlo però anche a voi. Tram a Treviso, vi piace l'idea? Se siete d'accordo lo vedete in verde il sì 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo il no in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata questa sera Ring. E dunque la cronaca ancora in primo piano, si contendono l'uso del campo da basket a suon di botte, 16enne riporta una frattura del naso, 7 minorenni individuati e indagati per rissa e porto illegale di armi, avevano tirapugni e spray urticante. Il corpo steso a terra e tutto attorno il gruppo di ragazzi che guardano e chiamano i soccorsi. Le immagini riprese dopo la violenza esplosa lo scorso 20 gennaio in piazza De Gasperi a Padova tra 2 bande rivali di ragazzini che si contendevano il campo di basket. La polizia ha individuato i 7 più violenti, progettavano una spedizione punitiva ma sono stati fermati in tempo. 7 minorenni sono stati indagati dalla squadra mobile di Padova dopo la rissa avvenuta in piazza De Gasperi e proseguita all'interno e all'esterno di un fast food di piazzale Stazione a Padova. La violenza era esplosa perché il gruppo di ragazzi si contendeva il campetto da basket, una ventina circa i minorenni coinvolti, molti di questi avevano tirapugni e spray urticante. Ad avere la peggio 3 sedicenni rimasti a terra che si vedono nelle immagini riprese dall'alto da un residente. Uno di loro ha riportato la frattura delle ossa del setto nasale e una contusione al costato, mentre un altro suo coetaneo ha subito un trauma cranico-facciale causato da una bottigliata ricevuta in testa. I poliziotti della squadra mobile, grazie ai video delle telecamere di sorveglianza della zona e alle testimonianze dei presenti, hanno individuato i componenti più violenti della gang e hanno perquisito le loro abitazioni a Padova e in provincia, ritrovando armi come il tirapugni e un manganello telescopico di metallo e anche bombolette di spray urticante. I 7 giovanissimi sono stati così indagati. Sui loro telefoni gli agenti hanno ritrovato chat e messaggi dove si pianificava una spedizione punitiva nei confronti del gruppo rivale di minorenni. Le indagini proseguono per individuare tutti i partecipanti alla rissa. Il questore di Padova, Marco Dorisio, vista la gravità dei fatti, ha attivato la divisione anticrimine. Per i ragazzi potrebbero arrivare misure di prevenzione personale. Ed ora nelle a Trevigiano, la tragedia di Pagnano d'Asolo, dopo 2 giorni di agonia all'ospedale di Treviso non ce l'ha fatta Timothy Dal Bello, 16 anni, travolto dall'auto condotta da Angelo Fantato, 92 anni. Era un bravo ragazzo, adorabile. Era un grande amico di mio figlio, che sono coetanei, sono cresciuti insieme. Il suo cuore ha cessato di battere, non ce l'ha fatta Timothy Dal Bello, 16 anni, coinvolto nel gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica a Pagnano d'Asolo. Il giovanissimo era assieme ad altri 4 amici, tutti in moto per una gita. All'altezza della rotatoria della Fornace, lungo la Schiavonesca Marosticana, sono stati travolti da una Citroen Berlingot guidata da Angelo Fantato, 92enne di San Zenone degli Ezzelini. Il pensionato, che era in macchina con la moglie disabile, è stato colto da un
malore, l'auto senza controllo ha investito il gruppetto di giovani motociclisti, tutti studenti del CFP di Fonte. Nulla da fare per il 92enne morto sul colpo. I ragazzi erano stati invece ricoverati in ospedale, non sembravano gravi, ma le condizioni di Timothy si sono aggravate, tanto da essere trasportato da Castelfranco nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del Cafoncello di Treviso. Nella notte Timothy non ce l'ha fatta, è morto lasciando nel dolore i genitori e le 2 sorelle e la comunità intera di Asolo. A nome di tutta l'amministrazione porgo le condoglianze e la vicinanza ai genitori e alle sorelle. Lo voglio ricordare impegnato a collaborare con le attività della parrocchia, in particolare nel gruppo sostegno parrocchiale di Casella d'Asolo. Il cordoglio lo voglio estendere anche ai familiari di Angelo, l'anziano colto da malore deceduto nell'incidente di ieri. La notizia ha raggiunto gli amici del sedicenne che il giorno dell'incidente erano accorsi sul luogo. La moto era sempre stata la sua passione, la patente presa una decina di giorni fa, la festa per quell'attestato che gli avrebbe permesso finalmente di poter guidare la 2 ruote. Poche ore e il dramma che ha infranto ogni sogno, ogni speranza. In questa rotatoria 2 vittime della strada, età diverse, un'unica tragedia. I carabinieri di Santo Stefano di Cadore hanno individuato il presunto autore del danneggiamento al box Prevelox in via Udine compiuto nella notte fra sabato e domenica scorsi. Nessuna emulazione di un fenomeno né strategie o piani collegati ad azioni complesse, afferma il comando provinciale dell'Arma in una nota ufficiale. Il gesto isolato ed estemporaneo di un giovane del posto durante una nottata, quella fra sabato e domenica scorsi, piuttosto movimentata per i residenti nelle vie immediatamente adiacenti alla piazza del paese. È un ragazzo di Santo Stefano di Cadore, il presunto autore del danneggiamento al box Prevelox in via Udine, la strada in cui lo scorso luglio morirono investiti Mattia Antoniello, il papà Marco e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin. Alla sua individuazione i carabinieri della stazione del comune del Comelico sono arrivati in meno di 48 ore di indagini meticolose. Ieri sera il giovane è stato convocato in caserma e non ha potuto far altro che ammettere la sua responsabilità, che gli è costata la denuncia in stato di libertà per danneggiamento. Nessuna emulazione di un fenomeno né strategie o piani collegati ad azioni complesse, precisa il comando provinciale dell'Arma, per specificare che sin da subito quel danneggiamento era parso qualcosa di decisamente scollegato dalle gesta di Fleximan. Le indagini puntigliose hanno chiarito i contorni della vicenda che, aggiunge il colonnello Enrico Pigozzo, sarebbe sbagliato indicare come una bravata. Chi pensa, e non è il caso di Santo Stefano, spiega il comandante dell'Arma, che distruggendo questi apparati si fa giustizia sociale, non ricorda che l'analisi dell'incidentalità sul nostro territorio e gli esiti dei servizi svolti in diverse zone montane per contrastare chi usa le strade come fossero un autodromo dimostra che far rispettare i limiti di velocità dentro e fuori i centri urbani è un'azione che salva la vita delle persone. Ancora cronaca, ma questa volta nel veneziano, pene ridotte rispetto alle richieste della procura per gli operatori sociosanitari accusati di violenze e maltrattamenti ai danni degli anziani nella casa di riposo degli orrori a San Donà di Piave. A quasi un anno di distanza dallo scandalo scoppiato qui nella casa di riposo monumento ai caduti di San Donà di Piave, ribattezzata a Casa degli Orrori, la sentenza nell'aula bunker di Mestre ha lasciato i parenti senza parole. Così non è giusto, dicono. Dopo 4 udienze e oltre 3 ore e mezza di Camera di Consiglio, la sentenza di condanna infatti ha visto una riduzione sensibile rispetto alle richieste avanzate dal PM, che ammontavano a 38 anni totali. I 5 operatori sociosanitari, che erano stati tutti licenziati, accusati dalla Procura di Venezia di aver trasformato il reparto Viola in una corsia degli orrori, tra ripetute violenze sessuali, offese, umiliazioni di vario genere, sono stati condannati. Caduta l'aggravante di aver causato la morte di una paziente come conseguenza di altro reato, le botte ricevute. Gli imputati hanno potuto godere dello sconto di 1/3 della pena per la scelta del rito abbreviato. Sono 8, 12
12 quelli richiesti dalla procura, gli anni di reclusione inflitti a Barresi, l'operatore 54enne accusato, l'unico, di violenza sessuale nei confronti di 7 anziane, riprese dalle telecamere. 6 anni, 10 e 8 mesi invece quelli richiesti a Danieli, 5 alla sua compagna e collega Badalamenti per maltrattamenti ripetuti, con atti di violenza, sopraffazione fisica e psicologica, ingiurie e minacce. Infine 2 anni e 4 mesi per Pollazzone e Rosiglioni. Sentenze che hanno aggiunto altro dolore a quello dei familiari, condiviso anche dall'ULSS 4, costituitasi come parte civile insieme alla Regione, mentre il Comune ha chiesto un risarcimento pari a 2 euro a cittadino. Sarebbero state necessarie pene più pesanti, molto più pesanti, per dare un segnale, dare una risposta alle famiglie, anche se questo non restituisce il dolore che hanno provato, però sicuramente le famiglie hanno ragione. Queste pene, rispetto a queste pene ci si aspettava una decisione più coraggiosa da parte, diciamo, di chi aveva il compito di valutare e giudicare queste persone che hanno commesso dei reati che sono veramente riprovevoli. Ora la sentenza potrà essere appellata. Ci sarà una battaglia legale, penso che i parenti delle vittime la inizieranno a breve, sarà lunga, però come città abbiamo un obiettivo importante ora, è di ripartire con questa casa di riposo, con la nuova struttura, nuovo consiglio di amministrazione, nuove procedure, trasparenza. Questa è la parola d'ordine che io ho chiesto ai nuovi componenti del CDA e alle persone che lavorano. Trasparenza è quello che è mancato in questi anni. A Castelfranco una giovane donna nordafricana, madre di 3 figli, condotta in una struttura protetta dalla polizia locale dopo essere stata aggredita dal marito. I bambini prelevati a scuola e ricongiunti alla madre. Siamo intervenuti con il comando della polizia locale congiuntamente con il 118 e quindi siamo stati in grado di mettere in sicurezza una situazione che poteva degenerare. Il marito l'aveva aggredita stringendole già le mani intorno al collo. Era in stato confusionale una giovane donna di origini nordafricane quando 2 pattuglie della polizia locale di Castelfranco si sono presentate alla porta dell'appartamento di via San Martino e Solferino. Gli agenti hanno immediatamente attivato il protocollo per la violenza domestica. La donna, supportata da uno psicologo, è stata accompagnata in un luogo protetto, mentre insieme a un assistente sociale una pattuglia dei vigili ha prelevato da scuola i 3 figli minori portandoli nella stessa struttura della mamma. Una delle azioni che possono prevenire i femminicidi sono quelli di essere pronti ad intervenire laddove si manifestassero delle situazioni di violenza piuttosto che di maltrattamenti, piuttosto che di disagio nelle famiglie. Sempre più la formazione coinvolge gli agenti di polizia locale che non fanno più esclusivamente multe per trasgressioni del codice della strada, ma sono chiamati a dare servizi e supporto a 360 gradi rispetto ai disagi che le comunità vivono. Le cause della violenta lite sfociata nell'aggressione sono al vaglio. Dell'episodio è stata informata la Procura della Repubblica. Come in questo caso, essenziale è che chi assista o percepisca situazioni di rischio avvisi le forze dell'ordine. Fondamentali sono le segnalazioni che arrivano dai vicini piuttosto che le segnalazioni che arrivano da coloro che assistono magari direttamente o indirettamente a situazioni, mi ripeto, di disagio forte. In coma da 37 anni è morto Alessandro Guarnieri, il paziente padovano in stato semi-vegetativo più longevo d'Europa. La famiglia si è presa cura di lui dal 1987 dopo che era stato vittima di un incidente in moto a 17 anni. Una foto che cristallizza il tempo che si è fermato 37 anni fa, il volto di Alessandro, 17enne. Alessandro, il mio adorato fratello, ci ha lasciati. Finalmente ritroverà quella pace che tanto gli è mancata nella vita. Ciao Ale, ti ricorderò sempre così. Le parole scelte da Andrea Guarnieri per salutare il fratello morto dopo 37 anni di coma vegetativo. A 17 anni Alessandro rimane coinvolto in un brutto incidente in moto. Era il 15 settembre del 1987. La famiglia
famiglia Guarnieri, che vive a Padova per 37 anni, ha curato e assistito Alessandro, che dopo quell'incidente stradale non si è più ripreso e rimase in coma vegetativo. La storia della famiglia padovana Guarnieri è una storia di dolore, ma anche di infinite cure, nella speranza di un risveglio che però non c'è mai stato. Cure amorevoli di 2 genitori e di un fratello che in questo tempo hanno permesso ad Alessandro di vivere per 37 anni. Alessandro, con la sua storia, è stato così il paziente in coma vegetativo più longevo d'Europa. I funerali di Alessandro Guarnieri si svolgeranno mercoledì 31 gennaio alle 15:30 nella chiesa di San Daniele a Padova, in Corso Umberto. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio. Caos alla vigilia della pronuncia del CIO sulla sede delle gare di bob slittino e skeleton. Oggi l'attesa seduta della Fondazione Milano Cortina non ha dissipato i dubbi sulla sede di gara. Ancora col fiato sospeso, Cortina potrà essere la sede delle gare olimpiche di bob, slittino e skeleton solo se Simico firmerà il contratto con la Pizzarotti di Parma, che lo scorso 18 gennaio è risultata l'unico offerente, capogruppo di un'associazione temporanea di imprese per la costruzione dell'Eugenio Monti 2. Si è concluso così il CDA della Fondazione Milano Cortina, che si è riunito oggi. L'ottimismo pare diffuso nella nota ufficiale della Fondazione, ma con tutte le cautele del caso, a partire dalla firma del contratto che ancora non risulta essere stato sottoscritto. Contattata, l'impresa Pizzarotti riferisce di non rilasciare alcuna dichiarazione. Nel caso di una mancata sottoscrizione alla stazione appaltante, cioè a Simico, non possono essere avanzate richieste di alcun tipo, ad eccezione del rimborso delle spese per la procedura. La stessa Simico, lo scorso 3 gennaio, in una comunicazione consigliava di mantenere aperte eventuali soluzioni alternative e quindi il CDA della Fondazione Milano Cortina ha deliberato di non interrompere il dialogo con gli altri impianti esistenti e funzionanti. Di segno opposto la comunicazione che arriva dal Comune di Cortina. Il sindaco Lorenzi, che pure ha preso parte al CDA della Fondazione, in una nota riferisce della valutazione positiva e unanime relativa alla pista di Cortina e che l'avanzamento dei lavori è stato fissato per il 30 giugno e il 31 ottobre 2024, 31 gennaio e 15 febbraio 2025. Ci aspettiamo, scrive Gianluca Lorenzi, che ciascun attore, rispettando le proprie responsabilità, onori gli impegni assunti nel dossier olimpico, e il riferimento è chiaro: la compartecipazione ai costi di gestione dell'impianto, che se in capo a Cortina manderebbe in default i conti del comune. Inutile dire che lo scenario fino a questo momento risulta assolutamente ingarbugliato. A dipanare la matassa domani ci penserà il CIO. Siamo alla politica. Direzione del Partito Democratico Veneto ieri sera a Padova, nella sede regionale. Al centro del dibattito il ruolo della consigliera regionale Bigon dopo la sua astensione sul fine vita. Ha firmato una mozione per chiedere che riveda il suo ruolo in 5ª commissione. Questo documento dove sostanzialmente si chiede alla collega, nel massimo rispetto della sua libertà di coscienza che nessuno contesta, di valutare l'opportunità in alcuni ruoli monocratici dove siamo designati per rappresentare non solo il nostro partito ma tutto quello che è quel pezzo di arco istituzionale delle minoranze, di valutare insomma nella sua coscienza di considerare il fatto di fare un passo indietro, che specifichiamo, ed è importante, non è nessuna sanzione, perché le sanzioni sono quelle ben normate dagli statuti del nostro partito e nessuno di noi, nonostante il dibattito ha avuto sfaccettature importanti, ha mai minimamente pensato o utilizzato la parola sanzioni. Una lunga notte di grandi temi, ma la questione centrale durante la direzione del Partito Democratico Veneto, che si è tenuta ieri sera a Padova, è stata la posizione della consigliera regionale Anna Maria Bigon dopo la sua astensione durante il voto sul fine vita in Consiglio regionale. 22 dirigenti su 40 del PD hanno sottoscritto una mozione chiedendo a Bigon di riflettere sull'opportunità o meno di ricoprire il ruolo di vicepresidente della 5ª Commissione Sanità. Non l'abbiamo messa ai voti perché risulta evidente che altro senso di responsabilità, che può piacere o no quando si è dei dirigenti politici, è quello di non tentare di spaccare e dividere la comunità. Tra i firmatari della mozione i consiglieri regionali Montanariello e Zottis, i segretari provinciali di Verona, Venezia e Rovigo, i deputati Andrea Crisanti e Rachele Scarpa. Resta ferma la libertà di coscienza che caratterizza il PD, il pluralismo, ribadiscono i firmatari, è garantito. Nessuno mette in dubbio il pluralismo del nostro partito, che è anzi l'essenza del nostro partito, nessuno mette in dubbio le libertà di coscienza,
Nessuno mette in dubbio l'idea che questo tema non debba prevedere sanzioni, ma allo stesso tempo un invito oggettivo nel valutare l'opportunità politica di continuare in un ruolo monocratico a rappresentare un gruppo di persone che non la pensano come te, ma che all'interno di quell'organismo vedono te come massimo più alto rappresentante dello stesso gruppo. Risulta evidente che è un invito che sta in tutti quei canoni e crismi di quelle che sono le opportunità politiche che ognuno di noi, quando diventa classe dirigente, deve saper cogliere. A Pordenone la presentazione della mostra biennale Samo Expo, che avrà luogo dall'1 al 3 febbraio. Pordenone Fiere toglie il velo alla sua manifestazione più importante e impegnativa, Samo Expo, salone biennale dell'industria che si svolgerà dal 1 al 3 febbraio, con record di espositori, quartiere fieristico sold out e una potenziale affluenza superiore alle 15.000 unità, per 4 saloni tecnici Metal, Plast, Subtech e Fabbrica 4.0, un momento importante per la regione. Se penso a come l'abbiamo ereditata, era sostanzialmente una palla al piede, invece l'abbiamo riportata, e parlo al plurale perché è stato un lavoro dell'amministrazione comunale insieme ai soci, l'Unione Industriale, gli artigiani, le categorie economiche, l'abbiamo portato ad essere quello che deve essere, cioè il cuore pulsante dell'imprenditoria pordenonese, del Friuli Venezia Giulia e anche nazionale. In realtà noi ci aspettiamo molti più visitatori, perché 11.000, come giustamente ricordava lei, sono già iscritti, ma in realtà quelli che noi ci aspettiamo veramente saranno 18-20.000. Samo Expo sarà anche l'occasione per un business forum transadriatico per analizzare i potenziali profili di consolidamento dei rapporti tra Italia e Serbia. L'altro aspetto è quello di creare dei ponti con realtà economiche crescenti, dinamiche, effervescenti, come quella della Serbia, che ha sicuramente bisogno delle nostre aziende. Ma diciamo in questo momento siamo in una fase in cui dobbiamo ottenere, ma creando tutte le premesse per tornare a crescere. Noi abbiamo l'interesse a dialogare economicamente con la Serbia e di ancorarla sempre più all'Europa piuttosto che favorire uno slittamento della Serbia verso altri orizzonti, altri scenari. La maestosità del Teatro Olimpico di Vicenza rivive nel progetto di un cittadellese, lo ha infatti riprodotto con i mattoncini Lego. Un teatro olimpico così non l'avete mai visto? L'opera del Palladio, ricostruita con 80.000 mattoncini Lego, non è ancora conclusa, però per vederla ultimata bisogna aspettare aprile di quest'anno. A progettare tutto Dario Alessio, 47enne di Cittadella, appassionato di costruzioni, perché non c'è nessun libretto di istruzioni per un'opera del genere, è un pezzo unico al mondo. Da marzo dello scorso anno sta lavorando alla riproduzione dello storico teatro vicentino, una costruzione che richiede ore e ore di progettazione e realizzazione. Il signor Dario ha realizzato altre opere con i mattoncini danesi che sono state esposte. 135 per 120 centimetri le dimensioni di questo teatro che, quando sarà completato, verrà esposto per essere ammirato da molti. Vi lascio ovviamente come sempre alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone è ancora bloccato sull'Europa centrale, mantenendo salde le radici sul Mediterraneo e condizionando lo stato del tempo sull'Italia, caratterizzato da assoluta stabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 31 gennaio evidenzia un ampio soleggiamento, tuttavia nelle ore più fredde avremo foschie e nebbie in pianura, localmente persistenti e solo in parziale dissolvimento con il passare delle ore. Le temperature si manterranno invariate, minime tra 0 e 1 grado, massime tra 7 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con foschie o nebbie sulla bassa pianura e sulle zone costiere. A seguire ampio soleggiamento. Temperature minime tra 0 e 2 gradi, massime sugli 8-10 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato ma contemporanei annuvolamenti, specie al mattino. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sui 13-14 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.